Attimi di panico in via Cantore a Marghera, dove hanno preso fuoco due campane per la raccolta differenziata. Una è completamente andata distrutta, l'altra solo in parte, come racconta un residente. Quella della carta, del color giallo, che è sparita di tutto, e questa che c'era, quello del vetro tutto ribaltato. Però guardo anche su, per fortuna non hanno intaccato gli alberi. Le fiamme erano anche altissime. Sono stati alcuni residenti, secondo quanto raccontano a microfoni spenti, a tenere le fiamme sotto controllo in attesa dell'arrivo dei vigili per evitare che propagassero ulteriormente. All'indomani resta però il problema dei rifiuti, che non sembra essere una novità. Fanno sporcizia, mettono le immondizie fuori, una cosa, guardi, hanno tutte le chiavi e perché fanno queste cose? Nessuno interviene, qua tutti i tase e basta. Ci sono i topi che vanno su e giù e non so, nessuno si interessa. Basta spostarsi di qualche metro e i problemi aumentano. Dal passaggio dei tir in via Fratelli Bandiera alla presenza costante di prostitute. La via elettricità, che è fatalità, è tutta disastrata, è tutta rotta, piena di buche. Per i poveri camionisti si rompono le scatole con queste buche e transitano per via Fratelli Bandiera, anche se ci sono i semafori. Non vediamo riqualificazione, niente, anzi ci sono anche prostitute, quei camper anche dentro nelle vie interne ne fanno.